Sarà come attraversare la Valle dei Re entrando nelle tombe dei faraoni in Egitto, ricostruite a grandezza naturale con percorsi multimediali e interattivi e tanti laboratori per ragazzi. Osiri dell'Altro Egitto è una rassegna di 3 mostre che si ispira alla presenza egizia in Veneto. Le scoperte dell'esploratore padovano Giovan Battista Belzoni, figura di primo piano dell'egittologia mondiale, al Museo degli Eremitani a Padova, sono il primo punto di partenza di un viaggio immerso nel mistero dell'antico Egitto. A Borgorico, all'interno del Museo della Centuriazione Romana, inaugurato solo qualche anno fa, è stata ricostruita la tomba di Pascedu grazie ad un artigiano trevigiano e un brevetto di una tipografia padovana per la riproduzione degli affreschi. Eccola in queste immagini. Siamo nell'era di Ramsès II e Pascedu aveva un incarico importante. Un artigiano al servizio dei faraoni, i Ramessidi, nella costruzione delle grandi tombe reali delle Valle dei Re, ad Er el Medina. La tomba in sé è esattamente la camera sepolcrale di questo grande artigiano, che ha voluto decorare magnificamente tutte le pareti con affreschi che riproducono il mondo religioso egizio. È forse una delle tombe più spirituali di tutta la Valle dei Re. Un progetto scientifico tutto veneto. Da anni le università di Padova e Venezia sono impegnate nella ricostruzione delle numerose testimonianze legate all'antico Egitto custodite in Veneto. Alle antiche scuderie di Dolo è stato ricostruito, sempre in scala 1:1, un altro monumento pieno di fascino e mistero, l'Osireion di Abido, ma ci sono anche altre sorprese. Per la prima volta a Dolo ci sarà un plastico in scala 1:20 dove si vedrà praticamente tutta la situazione archeologica dell'Osireion visto dall'alto. Dall'antico Egitto all'antica Roma, un legame significativo quello proposto a Borgorico, dove c'è proprio il Museo della Centuriazione Romana che raccoglie i materiali rinvenuti in tutto il graticolato romano di quest'area. Noi ci teniamo particolarmente ad integrare, la civiltà romana con la civiltà egizia per essere da stimolo soprattutto a quelle che sono le scolaresche e la didattica. Pensiamo che ospitare una mostra temporanea possa in qualche modo, di questa levatura, possa in qualche modo aiutare appunto a diffondere la conoscenza anche del nostro museo. Convegni, conferenze e attività didattiche adatte anche ai più piccoli arricchiscono il calendario di queste 3 mostre per rendere ancora più verosimile il viaggio tra i misteri della civiltà egiziana.